Buona giornata, è il 30 giugno, la rassegna stampa di TG Plus parte dal mattino di Padova. Il tram ora corre veloce, la gara lampo per le rotaie, pubblicato il bando relativo alla terza linea, la tratta divisa in due per raddoppiare le aziende. L'avviso di pre-informazione permetterà di selezionare le imprese partecipanti. Nella fotonotizia siamo tutte famiglie, vedete, siamo tutte famiglie lenzuola sui balconi per difendere i diritti, e il campo d'Arsego si cuce lo scudetto dell'Under 17. Le notizie di cronaca le abbiamo quasi tutte praticamente di spalla, pochi alunni, 4 prime rischiano la cancellazione per quanto riguarda la scuola, tentata spaccata al 365 backstory, ma i dissuasori bloccano il camion, hacker in azione nell'azienda di Peghin, spariti i progetti, Peghin candidato sindaco, un osso umano lungo il vialetto del cimitero di Albignasico. Andiamo sul Gazzettino. Migranti, l'Unione Europea aumenta i fondi. Dal Consiglio europeo arrivano 12 miliardi e mezzo per le emergenze. Meloni è la nostra linea. Il premier conferma la frenata sul MES, non è il momento. Tajani, BCE, critiche legittime. Nella fotonotizia la A4, il tratto maledetto sarà finito un anno prima, e speriamo che sia vero. A 16 anni fabbricava bombe e insegnava sul web a realizzarle, è stato beccato, perquisita la sua abitazione e scoperta una rete di minorenni specializzati in armi ed esplosivi. Queste sono notizie molto particolari che fanno venire praticamente i brividi. Su Corriere del Veneto invece, Movida, raffica di richieste di danni, doveva succedere insomma dopo il caso Brescia, ne abbiamo parlato anche noi, vigili denunciati a Verona, Venezia pensa ai quartieri universitari e sicuramente anche dopo altre situazioni come queste saranno da vedere. È curiosa questa piccola fotonotizia del cane che abbaia troppo, il vicino dorme in hotel e fa causa. Anche questo potrebbe essere materiale per l'approfondimento di Focus di oggi. PNRR, salgono a 9 miliardi e mezzo i fondi assegnati al Veneto, Zaia grande occasione. Ma la notizia che impera è quella della fotonotizia del live a San Marco, 3 sere, la prima con gli stivali, e purtroppo ci sarà l'acqua alta. Pausini al concerto per gli illuminati, arriva l'acqua alta, lei dice io non mi fermo, vado avanti, ma ha anche ragione. Un'altra notizia, sesso qui sotto con la figliastra, va in carcere, l'uomo faceva dei regali in cambio, la ragazzina si è confidata con la mamma e meno male che l'ha fatto. Andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina di Notizie Plus. Il fondo di indennizzo approvato per l'aumento al 40% viene dall'Adusbef, questo riguarda Veneto Banca e Popolare di Vicenza, quelli che hanno rimesso i soldi. Vedete Davide Cecchinato, il presidente della Diconsum, in una intervista da noi proprio pochi giorni fa. 250.000 euro per le nuove strutture ludiche nelle scuole, qui si parla di Treviso. E poi abbiamo anche Cittadella, i controlli dei carabinieri, 3 denunce, multe, patenti ritirati durante i controlli. A Montegrotto, che ruba una bici poi consegna un'altra bici ai carabinieri, insomma ha fatto un casino, è stato denunciato questo signore. È tutto per la pagina di Padova.